Buongiorno a tutti. Io volevo portarvi solamente un'esperienza fatta dalla nostra associazione che potrebbe essere interessante anche per le altre associazioni. Abbiamo partecipato a un bando della Regione Sardegna, ne siamo stati vincenti e quindi abbiamo presentato questo progetto. È un progetto che ha sviluppato un gruppo di studentesse e neolaureate che è volto agli studenti e anche ai lavoratori che vengono a Pisa, quindi potrebbe essere interessante. Apro parentesi e la chiudo, gli studenti erano tutte studentesse, per dire che insomma le donne sono sempre in prima fila quando c'è da lavorare e da portarsi avanti. È un portale che si chiama www.sardiniapisa.it, che abbiamo fatto perché nel corso degli anni abbiamo avuto diverse telefonate, mail da genitori che dovevano mandare i figli a Pisa a studiare e avevano necessità di informazioni non solo sulla logistica ma anche sulle tasse universitarie e quant'altro. È nato dall'esperienza delle ragazze, che sono tutte ragazze che vengono dalla Sardegna, sono venute a studiare a Pisa, e hanno messo a disposizione, così tramite le mail delle associazioni e le telefonate che facevano ai genitori, hanno messo a disposizione la loro esperienza. Vinto questo progetto ci siamo detti perché non preparare un sito internet in cui possiamo dare tutta una serie di informazioni che sono non solo esclusivamente sulla logistica, ma anche dare le informazioni circa come trovarsi il medico di base, piuttosto che dargli l'informazione dove è la ASL, la richiesta di agevolazione per le tasse universitarie, la mappatura dei luoghi di interesse, delle biblioteche e quant'altro, le borse di studio emanate dalla Regione Sardegna, europee, nazionali, ma anche dalla Regione Toscana, perché la Regione Toscana mette a disposizione anche per alcuni studenti che non sono residenti in Toscana delle agevolazioni, e poi sui trasporti. Per cui è stato fatto questa piattaforma che è abbastanza semplice nelle quali noi abbiamo messo tutta una serie di informazioni. Questo progetto è stato presentato a giugno, abbiamo fatto una conferenza stampa qui a Cagliari, non era presente l'assessore ma era presente una sua funzionaria. È un portale molto, molto semplice su cui ci sono tutte queste informazioni. Io consiglio a quelli magari che hanno soprattutto le città universitarie, non sono solamente informazioni per gli universitari, ma sono informazioni che sono importanti anche per chi magari viene nelle nostre città per cercarsi un lavoro o anche solo per turismo, perché comunque c'è tutta una serie di informazioni che sono interessanti anche per gli altri. Ho lasciato fuori dei mini Debian in cui c'è l'indirizzo mail, vi consiglio di andarlo a vedere e vedete anche come queste ragazze hanno fatto tutto da soli, una grafica, una informatica e anche altre, hanno fatto questo piccolo progetto che però secondo me è un grande progetto che potrebbe essere interessante anche per voi. Grazie. Grazie.